Buon pomeriggio, buon lunedì, come sempre a quest'ora anteprima corner per un riepilogo di quello che è stato il fine settimana calcistico per le siciliane e anche un'anticipazione per quello che sarà poi stasera corner a partire dalle 20:45 su Telecolor. Per cominciare, come sempre parliamo di Catania, ma intanto prima di aprire il collegamento con Alessandro Vagliasindi, che vedo già comunque in collegamento, chiedo alla regia di mostrarci i risultati della giornata, della sesta giornata del campionato di Serie C per quanto riguarda chiaramente il girone meridionale. Questi risultati andremo a vedere quelli in particolare che riguardano le siciliane. Il Trapani ha battuto 4-0 la Turris, il Catania ha regolato 1-0 il Monopoli. Questa sera il Messina sarà di scena invece a Picerno. La classifica in attesa delle altre due partite che si giocheranno oggi: in testa c'è il Monopoli con 13 punti, poi il Picerno, così come il Benevento, il Trapani, il Cerignola, il Catania, il Sorrento a 12, ma come vedete sia Picerno che Benevento ha una partita in meno. A 11 punti il Giuliano ed il Potenza, 9 punti per la Cavese, 8 punti la Casertana, prossimo avversario del Catania, Crotone, Latina, Avellino ed Altamura a 6, il Messina che gioca stasera e ferma a 6 punti, stessi punti della Juventus, Next Gen e della Turris, a 5 c'è il Foggia, a 3 il Taranto. Adesso, come anticipato, andiamo a sentire Alessandro Vagliasindi sul ritorno alla vittoria del Catania. Una vittoria sofferta, non è stata facile, un primo tempo giocato senza grandi, scossoni per quanto riguarda le occasioni da gol. Poi nella ripresa, dopo il vantaggio del Catania, la partita si è trasformata. Ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, con un po' di fortuna stavolta che ha sorriso alla squadra di Toscano. Alessandro. Sì, Angelo, io della partita di ieri ho un ricordo nitido che è il pallone che si stampa sulla traversa, calciato da Bruschi e che torna in campo. Ecco, quello credo che sia un po' l'immagine del vento che forse è cambiato dopo gli stenti contro il Cerignola, contro il Picerno in casa, a Giuliano. Era un momento direi delicato, il primo momento di un certo tipo della stagione, e dopo il gol di Lunetta magari ci aspettavamo che il Catania chiudesse la pratica più agevolmente, capitalizzando l'inerzia del match che si era messa alla propria parte, quindi la possibilità di ripartire. Invece è venuto fuori il Monopoli, che ha impegnato Adamonis, ma poi in quell'episodio c'è il tiro di Bruschi ben calciato, devo dire, il pallone dal fantasista del Monopoli, e col pallone che va a schiantarsi sulla traversa e poi torna in campo, ma non nella disponibilità dei giocatori del Monopoli. Quindi io partirei da qui, perché poi, Angelo, tu mi insegni nel calcio anche un ciuffo d'erba può essere determinante, e in questo caso devo dire che il Legno che ha sorriso al Catania può essere un punto di svolta in questo inizio di stagione un po' contraddittorio. Una partenza fulminante, parte il Catania le prime 3 partite, poi un rallentamento. Ieri, al cospetto di quella che ha classifica alla mano, oggi è l'attuale capolista del GNC, aver vinto secondo me è assolutamente fondamentale, indipendentemente dalla brillantezza, dalla qualità del gioco espresso del Catania, che ancora non è certamente di alto livello, ma abbiamo capito che il lavoro di Toscano è un lavoro molto in profondità, dove c'è un'attenzione e una cura quasi maniacale alla fase difensiva, e poi la ricerca progressivamente di brillantezza negli ultimi 30 metri, quando tutti gli effettivi tra trequartisti e attaccanti saranno in uno stato di forma consono a quello che è l'idea di gioco che ha in testa Toscano. Quindi assolutamente positiva la prestazione in termini di difficoltà del match, anche da un punto di vista emotivo. Assolutamente piacevole la trama che ha sviluppato l'azione del gol vittoria di Lunetta. Sì, direi di sentire proprio Lunetta, visto che abbiamo parlato del giocatore che ha deciso poi la sfida ieri sera. Sentiamo le sue parole.
È stata una partita tosta anche a livello fisico, a livello mentale, nervoso, però siamo contenti, abbiamo rischiato quello che dovevamo rischiare, era importante solo vincere oggi, quindi abbiamo fatto quello e siamo contenti. Sì, diciamo che avevo un po' l'amore in bocca perché a Torino penso di aver fatto un'ottima partita e meritavo il gol, e poi tra l'altro poi mi hanno detto anche rivedendo l'immagine che era regolare, quindi sicuramente avevo un po' quella cosa in pancia che dovevo un attimo liberarmi e far gol, e non c'era giornata migliore oggi appunto davanti a tutto questo pubblico in una partita così delicata. Fare 6 punti è stata un'emozione unica, c'è l'esigenza magari di fare un altro ruolo perché stanno rientrando anche altri giocatori, quindi giustamente magari mi devo abbassare un po' di più, però sicuramente essere più vicino alla porta e sfrutto meglio le mie caratteristiche, quindi da quel punto di vista sono solo contento di giocare più avanti. Allora, abbiamo sentito Lunetta, diciamo che è stata una settimana complicata, intensa, più che complicata intensa per il Catania, cominciata con una sconfitta, poi c'è stato un pareggio in casa e poi c'è stata questa vittoria. In 8 giorni i 3 risultati, tutti e 3 i risultati per la squadra di Toscano, che è passata probabilmente da una prestazione dove probabilmente alla fine forse non si meritava, non avrebbe meritato la sconfitta in trasferta, giocando in casa con il Cerignola ha trovato un po' più di difficoltà nello sviluppare la manovra offensiva e ieri finalmente ha ritrovato la via del gol che mancava al Massimino da tantissimo tempo, appena 2 gol segnati. Sono solo 2 gol, quello col Benevento, quello di ieri sera, le reti messe a segno dal Catania davanti al suo pubblico. C'è evidentemente una difficoltà realizzativa, soprattutto quando si è in casa per questa squadra. Sì, Angelo, lo testimonia il fatto che Toscano ha praticamente ruotato tutti gli effettivi a disposizione nelle zone più avanzate del campo. Ha cambiato di partita in partita la coppia dei trequartisti, ha cambiato il centravanti, varie ipotesi, varie soluzioni in corso d'opera, però è evidente che il Catania ancora non ha quel quid in più di brillantezza per essere incisivo e prolifico nella zona in cui conta esserlo. Ma sicuramente, ripeto, aver messo le basi con questa solidità difensiva non può che essere il miglior viatico in vista della ricerca di questa brillantezza in più in avanti. Per ora ci teniamo questo perché comunque la classifica dice, Angelo, che è un girone equilibratissimo. Penso un po', senza avere oggi il risultato del Benevento e del Picerno che giocheranno stasera, nella migliore delle ipotesi ci potrebbe essere una capolista a 15 punti. Negli altri gironi, pensate, il Padova ha già 19 punti, la Ternana ne ha 16, ma il Pescara che gioca stasera potrebbe arrivare a 17. Quindi in questo momento il girone C è quello che testimonia un livellamento molto più marcato rispetto agli altri gironi, e quindi avere oggi il riferimento di questa classifica secondo me è assolutamente relativo. Ogni ragionamento sulla classifica dovrà essere spostato ad almeno il mese di novembre. Beh, questo è certo, bisognerà aspettare che le squadre comunque trovino una certa condizione e fisica. Poi Angelo, l'ultima sì? considerazione e poi mi taccio. Se guardiamo un altro po' la classifica, sì. Vi vorrei far notare come nella parte sinistra della classifica, fatta salva qualche eccezione, ci sono tutte le squadre che il Catania ha affrontato finora, mentre sul lato destro ci sono praticamente tutte le squadre che il Catania deve ancora affrontare. Questo diciamo a testimonianza che comunque i 12 punti che ha fatto il Catania in queste 7 giornate probabilmente hanno anche un peso specifico maggiore rispetto a quello che è lo stesso punteggio in classifica. Vorrei chiudere il discorso legato alla partita di ieri con il top del match. Hai fatto bene, mi pare di poter evidenziare come questa settimana la scelta sia caduta sul portiere, perché è stato ieri ad Monis almeno in 2 circostanze. In 2 circostanze certamente l'uomo che ha negato il pareggio alla formazione pugliese. Sì, fa piacere anche perché insomma sul campo con i fatti ha cancellato quel senso di perplessità che avevamo avuto in occasione del suo debutto a Giuliano. E invece si è mostrato pronto, molto concentrato. Lo aveva fatto intravedere già contro il Cerignola, ma ieri ha messo la firma sulla vittoria perché sul colpo di testa di Yeboah soprattutto ha come realizzato un gol, che è una parata che vale 2 punti.
Sicuramente ha dato anche un po' di tranquillità, secondo te, ai compagni di squadra, Sì. a un certo punto? Sì, Perché... sì, sì, anche nelle uscite, Angelo. Ho apprezzato il coraggio in alcuni momenti caldi, soprattutto sulle palle inattive, il coraggio che ha mostrato di venire fuori dall'area piccola per prendere il pallone, anche facendo leva sulla sua considerevole stazza. Quindi ci sono sicuramente gli elementi che lasciano presagire un progresso di condizione per un portiere che ha avuto un infortunio durante il ritiro, quindi diciamo ha rallentato l'ascesa verso la sua miglior condizione, ma che ha risposto ben presente e quindi non può che migliorare con il passare delle partite in attesa che Peters torni a disposizione, cosa che tra l'altro è abbastanza imminente. Alessandro, Sarà proprio una su... bella competizione. Sì, sì, ma ti volevo proprio chiedere sul tema degli infortunati. Il Catania ha diciamo, un'infermeria abbastanza piena. Betes probabilmente in uscita, ma ce ne sono tanti ancora che sosterranno a lungo, a partire da Di Tacchio, proprio in infermeria. Beh, quelli più lungodegenti sono sicuramente Di Tacchio e Sturaro. Sturaro, tra l'altro, tra oggi e domani si sottoporrà a visita sia strumentale che specialistica a Roma dal professore Mariani e avremo il responso ufficiale su quelli che saranno i tempi di recupero. Per quanto riguarda gli altri, può darsi che già a Caserta siano disponibili Gherardi, Beters e non è da escludere De Rose perché anche lui sabato doveva fare dei controlli per capire lo stato insomma, di convalescenza a che punto fosse arrivato e non è da escludere che anche lui possa essere disponibile per Caserta. Quindi diciamo resterebbero fuori Di Tacchio, Sturaro e Popovic. Bene, grazie Alessandro, l'appuntamento è per questa sera come sempre con Sì. Corner 20:45. Abbiamo preparato anche una statistica particolare che ci testimonia uno dei punti di forza del Catania in ambito nazionale. Ne parliamo stasera. Ne parliamo stasera, non anticipiamo assolutamente nulla. Grazie a te, a più tardi allora. E adesso invece noi ci fermiamo perché stiamo per aprire una finestra sulla Serie B con il Palermo che questa sera sarà in campo contro il Sud Tirolo. Ne parliamo con Marco Gullà dopo la sosta. Siamo di nuovo in studio, adesso come anticipato c'è il collegamento con Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Bene, so che ci sono in collegamento anche, se i collegamenti non sono caduti, Sergio Colosi e Franco Cammarasana. Sergio, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a te Angelo. E salutiamo anche Franco Cammarasana, benvenuto. Buon pomeriggio. Benissimo, grazie. Fra poco veniamo anche da voi. Intanto però parliamo di questo prepartita perché siamo a poche ore dalla sfida tra il Palermo e il Sud Tirol. Gioca in trasferta la squadra di Dionisi che ha evidentemente da farsi perdonare questo scivolone, quel brutto scivolone sul campo del Napoli. È vero, tanta differenza fra le due squadre, due competizioni completamente diverse, e la Coppa Italia sì, ma il campionato di Serie A e il campionato di Serie B sono certamente due mondi assolutamente distantissimi. Marco? Sì, l'ha detto pure tra l'altro Dionisi in conferenza stampa. Angelo ha detto che ovviamente insomma, non si può assolutamente fare un paragone con la partita che il Palermo ha giocato al San Paolo e con tutte le altre che poi affronterà in Serie B. Intanto il Napoli insomma, è una seria candidata allo scudetto, alla vittoria finale, perché insomma, i numeri al momento dicono questo, e il Palermo invece è una squadra di metà classifica di Serie B, quindi l'istantanea insomma, è questa, e assolutamente il paragone non regge. Certo che il Palermo poteva certamente fare meglio, l'approccio è stato sbagliato, anche se comunque aggiungo un rigore netto a favore del Palermo c'era e probabilmente l'espulsione di Vasic era un po' generosa. Ma al di là di questo, oggi sfida contro il Sud Tirol al Druso, un'altra partita molto difficile per la formazione rosanero per tanti motivi. Uno, perché comunque il Sud Tirol è avanti al Palermo in classifica. Due, è una squadra solida e che in casa comunque darà filo da torcere a tante altre formazioni. E tre, perché ancora non abbiamo realmente capito quali sono
invece le ambizioni del Palermo, se questa squadra può davvero essere candidata a uno dei primi posti in classifica o deve iniziare a concentrarsi su altri obiettivi. È pur vero che siamo soltanto nella prima fase del campionato e tutto è possibile, però le dirette concorrenti già stanno scappando. Possiamo vedere anche la classifica, Marco, scusami se ti interrompo, la classifica di Serie B, questa dovrebbe vediamo essere... il Pisa, appunto. Vediamo appunto il Pisa che è primo, ma il Sassuolo comunque sta mantenendo una media importante, il Cesena è l'outsider del torneo, stasera gioca anche la Cremonese sul campo del Brescia, se dovesse vincere andrebbe a 13, quindi al di là di qualche concetto, diciamo che comunque i numeri sono numeri e le squadre li iniziano a fare i punti, quindi il Palermo deve affrettarsi, deve oggi necessariamente fare punti, deve cercare di conseguire la terza vittoria consecutiva in trasferta, anche perché in questo momento il trend casalingo sta un po' penalizzando la squadra di Dionisi. Se mi permetti altri 30 secondi prima di poi dare la linea agli altri, e vogliamo anche dare qualche novità di formazione, perché Dionisi con ogni probabilità non andrà a schierare la stessa squadra che ha poi giocato al Maradona contro il Napoli, quindi innanzitutto ritornerà al 4-3-3. Poi ci sarà il tridente formato da Di Mariano, Insigne ed Henry, quindi ancora una volta panchina per Brunori. Centrocampo pochi dubbi, Segre, Gomez e Ranocchia torneranno tutti e tre titolari, con Sarici che si accomoderà in panchina. In difesa invece si rivedrà Banieca che farà coppia con Ceccaroni. Ci potrebbe essere anche uno scampolo di gara per Lucioni, che finalmente è rientrato tra i convocati, con i due esterni che saranno Diachite e Liud, e in porta torna De Planche dopo l'esperienza non proprio positiva di Sirigu contro il Napoli in Coppa Italia. Ci può stare comunque che ci possono essere delle giornate storte, capita un po' a tutti, certe volte capitano agli attaccanti, però quando capita al portiere certamente gli effetti sono più immediati. Prima di salutarci, Marco, si gioca oggi che è lunedì, il Palermo tornerà in campo quando e dove? Così magari facciamo il punto della situazione. È una settimana che può già dire dettagli importanti, si potrà fornire dettagli importanti appunto sul Palermo. Il Palermo tornerà in campo domenica poi contro la Salernitana in casa alle ore 15, un'altra importante sfida contro una squadra che è retrocessa dalla Serie A, che come il Palermo sta avendo un rendimento altalenante. Ieri ha pareggiato 0-0 con il Catanzaro, la Salernitana, quindi sarà un altro derby del Sud, un'altra bella sfida che si giocherà al Barbera. Però intanto siamo a poche ore dalla sfida contro il Sud Tirol e già sicuramente questa sfida può magari essere la panacea dei mali del Palermo e quindi aprire un nuovo campionato per il rosanero qualora arrivasse appunto la vittoria. Grazie. Allora Marco Gulà, buon lavoro, ci racconterai la partita domani nei nostri telegiornali con le immagini, gli highlights evidentemente di questa sfida tra il Sud Tirol ed il Palermo. Adesso torniamo. A dopo. Grazie, buon lavoro Marco. Con l'anteprima ci rivediamo lunedì prossimo, un appuntamento fisso in questa fascia oraria. Adesso andiamo a Messina, anche Messina deve giocare, stasera andrà su un campo complicato, quello del Picerno, che in qualche modo è una delle squadre sicuramente più in forma di questo avvio di stagione, una delle squadre più quadrate, ha cambiato poco rispetto agli anni passati, un brutto cliente, il Catania ne sa qualcosa perché al Massimino non è riuscito a sfondare quella che è stata la ragnatela organizzata in campo dai lucani. Adesso però Sergio, ci dai tu le ultime notizie a proposito di Picerno Messina. Sì, è praticamente confermata, tra l'altro formazione imbattuta, l'unico del girone C, il Picerno, che ha cambiato allenatore. C'è Tomei in panchina, però c'era una base solida costruita e c'è un presidente anche che ha delle ambizioni, anche se parliamo di un piccolo centro, però sta lavorando bene anche nello stadio, insomma è un progetto
progetto di qualità, di spessore, anche se non è una grandissima piazza ed è da alcuni anni che poi fa i playoff con assoluta puntualità. Oggi se vince raggiunge la vetta della classifica, c'è anche comunque il Benevento in corsa per il primo posto relativamente alla giornata di oggi, all'appendice di stasera, e il Messina dovrebbe giocare con il 4-2-3-1 con ogni probabilità, e le novità saranno soltanto quelle di Lia a destra, che sostituisce Salvo, che si è fratturato il setto nasale e mancherà per alcune settimane, e poi ci sarà Natriello in attacco al posto di Cominetti. Il dubbio invece del portiere fino all'ultimo minuto se confermare Curtosi protagonista in negativo anche nell'ultima trasferta, o rivedere Krapicas, che ha giocato soltanto una gara male a Cerignola. I due portieri in questo momento è difficile farne uno, e pensare che il Messina aveva Fumagalli, che per 2 anni è stato il migliore giallorosso in assoluto, ma questo rientra nella disorganizzazione societaria, della quale vi diamo un'ultima traccia purtroppo, che è riferita all'Under 15 di ieri. La partita era Messina-Trapani, il Messina si è presentato con 7 elementi, dopo un minuto si è fatto male uno ed è dovuto uscire dal campo perché in 6 non poteva giocare. 5 si sarebbero, condizionale d'obbligo, presentati senza il documento di riconoscimento e 2 erano infortunati. Così non si può andare avanti, perché è davvero una vergogna calcistica. Non è la prima volta, scusami Sergio, che accadono questi episodi. Non è la prima volta. Infatti non è la prima volta, è quella volta che avevamo anche raccontato qui ad Anteprima Corner, è seguita poi la domenica successiva, cioè domenica scorsa a Corner, dove il portiere ha dovuto fare l'attaccante. Non è modo questo di fare calcio, proprio partendo dai giovani, arrivando poi a quella che è la prima squadra, che in queste giornate dovrà affrontare un tour de forza assoluto, perché dopo la gara col Picerno ci sarà quella in casa con il Benevento domenica prossima alle ore 15, la trasferta a Trapani, in casa col Monopoli e poi ad Avellino. In tutto questo discorso ricordiamo che oggi ci saranno presenti in trasferta 193 tifosi del Messina, tanti biglietti stancati, però assolutamente torneranno con Pietro Sciotto presidente allo stadio. Non sono venuti nemmeno a commemorare Totò Schillaci, e questo dimostra ormai. Non sentiamo più Colosi, però abbiamo un contributo da mostrarvi, che è quello di Giacomo Modica. Nel frattempo ripristiniamo il collegamento con Sergio. Sentiamo Giacomo Modica. Io sono felice di quello che stiamo facendo noi, a prescindere da quelli che sono in questo momento i risultati, che non sono veritieri, perché noi abbiamo perso dei punti molto importanti, meritavamo qualcosa in più, e ritornando al Picerno dico che Tomei sta facendo un grandissimo lavoro ed è sicuramente un allenatore che se ne sentirà parlare. Una pillola proprio di Modica che evidentemente ha ritirato le dimissioni, l'abbiamo detto la scorsa settimana, forse anche per l'affetto che ha avuto da parte dei giocatori che sono in rosa. E questa è una squadra che segue il suo allenatore. Più volte abbiamo sottolineato, è una squadra giovane, manca di esperienza, però in campo dà veramente tutto quello che ha, chiaramente con i limiti che possono avere i più giovani. Sì, la squadra dimostra grande impegno, grande applicazione, tenuto conto appunto che buona parte sono ragazzi, grande sopportazione da parte della tifoseria, da parte di tutti gli altri addetti ai lavori, ma la società non risponde assolutamente. Come dicevamo prima che cadesse la linea, proprio ormai rottura definitiva con i club organizzati, con i tifosi, perché non vengono assolutamente allo stadio, non sono venuti nemmeno per commemorare Schillaci, e questo è sintomatico ormai della rottura definitiva che c'è con la presidenza Sciotto. Bene, grazie anche a Sergio Colosi, buon lavoro domani mattina. Anche tu ci racconterai, diciamo, nel corso dei telegiornali quello che succederà questa sera tra il Picerno ed il Messina. Da Messina andiamo dall'altro capo dell'isola, quindi da Messina andiamo a Trapani, dove c'è Franco Cammarasana. Buon pomeriggio Franco. E un momento, diciamo, di riscatto del Trapani, che in 2 partite ha messo a segno 9 gol, e mi pare di poter dire che Lescano praticamente ha già trovato le giuste misure, una doppietta la scorsa partita, una tripletta ieri, sono 5 gol in 2 partite, va come un treno questo attaccante a lungo corteggiato, lo ricordiamo, dal Catania. Sì,
corteggiato Catania, che poi il Trapani ha pregato dalla Triestina pagando un prezzo molto molto salato, ma ne vale la pena perché questo è un attaccante che si è servito bene, vede bene la porta e lo ha dimostrato. E dire che proprio pochi giorni fa, in occasione della partita con la Juventus New Generation, era uscito al campo tra i fischi del pubblico. Il clima è totalmente cambiato a Trapani grazie a questi due ultimi risultati, perché prima si veniva da due pareggi, 0-0 con Taranto, 1-1 con la Juventus, si erano sbagliati 3 calci di rigore, insomma, prima un pochino depresso, però la squadra non aveva giocato malissimo, c'erano i presupposti che potesse far bene, lo si è visto a Potenza, 5 gol davvero, giocando benissimo il primo tempo. Ieri una conferma, eppure ieri Sasa Aronica ha cambiato tutti e 3 i reparti, abbiamo avuto novità in tutti e 3 i reparti, sia in difesa, sia a centrocampo e sia in attacco. Alcune scelte un pochino obbligate, per darvi un'idea, per esempio ieri Zuppel e Udo, due attaccanti estremamente validi, non sono stati nemmeno convocati perché alle prese con problemi muscolari, così come Fallen per esempio era in panchina e a scopo precauzionale non è stato impiegato, lo stesso Cegliento era pure in panchina, io parlo della difesa dove ha giocato sin dall'inizio Sabatino, al centrocampo pure Crimi ad esempio è entrato a partita iniziata. Ecco, malgrado ciò, ripeto, il Trapani ha espresso un gioco molto, soprattutto nel primo tempo, molto molto efficace. I gol sono stati 2 nel primo tempo, potevano essere anche 3 se Caric sicuramente un giocatore assai valido non avesse colpito una traversa. Poi nella ripresa, ripeto, gli altri 2 gol di Lescano, davvero bravo, e poi il gol di Caric. Grazie sicuramente. Sentiamo Salvatore Aronica, poi torno da te per raccontarci magari il prossimo impegno del Trapani. Intanto sentiamo Aronica. I ragazzi sono stati molto bravi a fare quelle che erano le indicazioni, a sbloccare la partita sì sul rigore, poi potevamo raddoppiare con Carriera, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per poter diciamo, raddoppiare anzitempo, però il secondo gol sicuramente ci ha spianato naturalmente la strada e poi il secondo tempo abbiamo gestito in funzione del fatto che avevamo giocato 3 partite e quindi le energie scarseggiavano, avevamo già usato uno slot per Valietti a causa del cambio prematuro e quindi siamo stati bravi a gestire, a magari lasciare un po' l'iniziativa alla Turris ma controllando per benino in tutti i reparti. Ho fatto ruotare tutto in queste 3 partite, ho dato più o meno minutaggio a tutti. Oggi ho giocato Carraro la prima partita da quando sono arrivato, ha giocato Valietti la prima partita da quando sono arrivato, quindi ho sempre detto dal primo giorno che dispongo di una rosa di grande qualità, di grande quantità e quindi era doveroso dare possibilità a tutti di esprimersi, di giocare anche per far rifiatare chi comunque era stato chiamato in causa nelle prime partite. Devo dire che sono stati tutti veramente molto bravi, chi è stato chiamato in causa, chi ha giocato più, chi ha giocato meno, anche Gelli che non aveva mai giocato, devo dire che ha dato un grandissimo contributo. Queste le parole di Aronica, tecnico del Trapani. Prima di salutarci torno di nuovo da Franco Cammarasana a Trapani perché diamo uno sguardo diciamo, su quelli che sono i prossimi impegni del Trapani. Io ritengo che il mese di ottobre dirà abbastanza per quanto riguarda il futuro del Trapani. Ha 4 partite molto impegnative perché giocherà a Sorrento domenica prossima, poi incontrerà il giorno 11 il Messina e poi prima che finisca il mese ha davanti a sé 2 avversarie molto molto valide che sono il Cerignola e il Monopoli, quindi impegni molto difficili. Vedremo un pochino cosa il Trapani riuscirà a cavar fuori da questi impegni. Sicuramente già queste 2 vittorie lo hanno rilanciato in classifica e soprattutto hanno fatto sì che di ritrovare un grande attaccante Lescano e soprattutto ne esce fuori un Trapani rivigorito del morale sicuramente. Sì, un'ultima nota sul presidente Antonini, un presidente vulcanico, questi
questi due successi, insomma, quello in trasferta sul campo del Potenza e quello ieri in casa alla provinciale, immagino che abbiano in qualche modo non solo fatto ritrovare il sorriso al presidente Antonini, ma lo abbiano un pochino rilassato rispetto alle scelte che ha fatto all'inizio di stagione. Sì, perché un pochino i risultati stanno dando conferma alle scelte che fatte a inizio di stagione a preparazione inoltrata. Ovviamente la squadra è stata costruita secondo un modo ben preciso, perché siamo partiti con Affiaturisi in panchina, adesso c'è Sasà Aronica, ha idee un pochino diverse, perché a lungo andare probabilmente il Trapani giocherà con 3 difensori, a 3 in difesa, però questo prima la squadra deve essere in grado intanto di assimilare bene questo 4-3-3 che sta attuando attualmente, modificato in qualche circostanza della partita in 4-4-2. Ripeto che la squadra, che è tutta nuova, deve trovare equilibrio e deve trovare le misure. Bene, grazie Franco, siamo praticamente fuori tempo massimo, ci dobbiamo fermare. Grazie a te per il tuo contributo. Ricordo alle 20:45 su Telecolor Corner. Intanto l'augurio a tutti voi, intanto chiaramente di un buon proseguimento con i nostri programmi.